perché non la bellissima. conoscevo, adesso la canticchio. È una canzone che prende il cuore. Sì, è Prende proprio proprio bella. è bella. Sai chi la dedichiamo oggi? A chi? Io la voglio dedicare a Stefano Ferrari. Mamma, davvero, Eh? A davvero. Stefano Ferrari, ma anche a Tiziano Lanza Ah, e anche alla Marina Marini che mi fa una grande Maria Marini che mi fa una grande tenerezza. Per chi non sa chi sono queste persone a cui stiamo dedicando questa canzone, sono tre degli arrestati che sono stati arrestati in Veneto I tre i criminali, criminali proprio. cattivissimi. Uno è un papà di tre bambini che Sì, poverino è un papà sì. separato e a lui i suoi bambini, l'altro un papà, anche lui un orsetto padano piccolino. Sono tre persone normali, normalissime, cioè potremmo essere io e te, Susanna, perché alla Oh. fine noi siamo qua, facciamo anche poi un po' di No, ma secessionismo, lo ascolta, facciamo anche noi. ma chi al telefono non dice sti politici, io gli sparerei? Cioè, ieri mi ha chiamato mia mamma e mi dice, ah, ma cosa stanno combinando? Io veramente finiranno male. Ho detto, mamma, non dire più niente al telefono, perché se il risultato è che arrivano a casa e ti arrestano, e poi dopo sta a te dimostrare nei secula seculorum che Sì. stavi lamentandoti come il 99 tranne la Boldrini tiriamo fuori, ma tutti i Renzi Ma guarda, sono gli l'altro unici due che giorno, non si lamentano. l'altro giorno è successo che uno ha detto che voleva eliminare fisicamente tutti i leghisti e non gli hanno detto niente. Aspetta, chi è l'ha puppato? E vabbè, ma lei è pupata, È puppata. è pippata. No, Adesso attento a dirgli non queste si può, cose. no, puppata. E quelli sono del PD, non hanno un concetto Beh, di ma la democrazia droga molto... libera? Ah, giusto, è vero. Scusa, stiamo facendogli anche pubblicità. No, va bene, comunque questi tre, ma non solo tre, sono tutti 24, Tutti, perché gli altri, questi perché... tre mi sono capitati sott'occhio perché uno è mio amico Facebook, gli altri così, e per cui... No, ma poi guarda, è come se dicessero che io che attraverso la strada in macchina perché esercizio fisico dopo un piano di scalo il fiatone vado in giro a sparare, a correre, cioè erano anche gente, alcuni di una certa età che non me li Sì, del vedo proprio. 39, come fai Ma a fare? dai, ma adesso un po', almeno un po' di capis, diceva la mia nonna. No, ma Cioè, poi... un Poi po'. guarda, sai perché me la prendo anche tanto? Perché io dico, cavolo, ero già nella Lega qua nel 96 e anche nel 97 quando ci sono stati i Serenissimi. Ah, E io, quando sono nati, io e Seti Padani, sono nati nel 98, no? Ma noi eravamo interni al Parlamento della Padania, più secessionisti di così, proprio separatisti di così, non si può. ma non avevate i carri armati in garage? Come no? Avevi il carro armato in Ma garage? certo, talmente tanti. Mio figlio poi è un fanatico di carri armati, ce li aveva tutti, grandi così, quelli che facevano che compravi al cartolaio. Ma Una io marea. ho i fucili d'acqua in garage. No, non mi parlare delle fionde. Sì, no, le fionde delle bombe cercare di... pallonate anche, i palloni, sai E quanti quelli che palloni sparano che le abbiamo? palline. Quelli sono un po' Botane con le pericolosi, palline. Ma non le palline, quelle di carta, di Sì, sì, carnevale. sì. Ah, quelli sono bellissimi, tutti i colori, li Ecco, spariamo. per Io cui... qua dopo carnevale ne ho anche un po'. Poi metto anche la mascherina e il cappellino così mi camuffo Già, e non mi esatto. riconoscono. Basta, abbiamo già Basta. fatto la guerra, Ilaria, Ma infatti, vedi? adesso aspettiamoci che vengano a prenderci. L'abbiamo Se detto arrivano ve persino lo in radio. diciamo, Se ci sì, arrestano, li ve lo vedete, diciamo. li Li vedete, vedete entrare. li vedete, esatto. Esatto, su YouTube, su Siamo già Hangout. come il poster di Alfano, l'Alfano a Roma che è già lì così, che come dire ho vinto, sembra che è pronto per le manette, a dire la verità. Girava su Facebook, Hai ragione. sì. Ma lui non lo arrestano, chissà qualcosa mi dice che lui non è abbastanza Ha rubato separatista. solo una casa, ah no, è Fini la casa Monte Carlo, li Sì, confondo, ricordarsene. ormai sono tutti uguali da quella No. parte lì. No, è vero, invece questi qua poverini proprio non c'entrano nulla. Senti, ma oggi a parte i papà, No, beh, parliamo di anticipiamo. papà, e però facciamo anche la festa a mamma, perché fra quelle ci sono anche le mamme, noi invece parliamo di mamme. Parliamo di Oggi mamme, parliamo di mamme. mamme che io sono stata contattata dalla signora Olga che dovrebbe essere in... Olga, poi ci diamo del tuo, come al solito. Sì, che non sì, adesso riesco, la coinvolgiamo per bene da Olga. che sta promuovendo un'iniziativa molto bella. E quindi vediamo se è al telefono con noi. Olga? Sì, c'è. Olga? Sì, eccomi. Ciao Olga. Ciao. Abbiamo deciso di darti del tuo, anche se ci Perfetto. conosciamo solo via mail. Sì, sì, perché qua funziona così, non è che ti diamo molte possibilità. Ascolta, innanzitutto tu sei una mamma, vero? No? No. Non sei no. ancora mamma, però ti piacciono le mamme. Assolutamente sì, ho tantissimi nipoti, quindi devo dire che sono fortunata.
quindi un Ok. po' mamma lo è anche lo stesso. Ah, beh, è più mamma Esatto. lei perché porta più pazienza di solito, perché le mamme la perdono a un Sì, le certo mamme gli punto, sclerano le mamme. mentre le zie sono quelle che tengono più duro, Sono le insomma. salvamamme, le zie. Sì, danno veramente una mano. Io naturalmente ho un fratello maschio, quindi sono tagliata fuori da questa cosa. Allora, siccome sei una salvamamme, hai organizzato una bellissima iniziativa che a noi è piaciuta tantissimo quando l'abbiamo vista, perché si trattava di fare gli auguri per la festa della mamma. a In un chi- modo un po' speciale, sì. no? Olga, ci Esatto. racconti un attimino di cosa si tratta? Certo, la nostra iniziativa si chiama appunto Tanti auguri mamma ed è Mhm. dedicata proprio alle mamme dei nostri territori. È un'iniziativa che è organizzata da un circuito editoriale che si chiama iNetweek. Editiamo dei giornali locali come ad esempio il giornale di Monza, il giornale di Lecco, Vimercate, Merate, tutti i territori della Lombardia, il Piemonte, in Liguria e in Val d'Aosta. Ah, però, tantissimi, quindi coprite una zona enorme. C'è anche quello della Esatto, mia sì, parte, 4 guarda, regioni. c'è anche 7 giorni che va verso Magenta, io sono di Ossona, quindi quello lo conosco bene come giornale, sì. Esatto. Sì. E ormai è dal 1999 che organizziamo questa iniziativa in collaborazione con tutte le scuole del territorio. In pratica noi offriamo la possibilità a tutti i bambini delle scuole dei nostri territori di scrivere un messaggio di auguri alla loro mamma su delle cartoline che distribuiamo tramite tutti i nostri redattori dei vari giornali. Queste cartoline tornano nelle nostre redazioni, noi ribattiamo tutti i messaggi e la settimana a cavallo della festa della mamma vengono pubblicati gratuitamente su tutti i settimanali. Io infatti quando c'era la settimana così andavo sempre a comprare, a maggior ragione, lo compro abbastanza spesso il giornale di Monza, però quella settimana lì non lo perdevo, perché poi alle mamme fa un piacere tremendo bellissimo. leggere tanti auguri mamma, perché Sì. poi mio figlio non è un poeta, da quel punto di vista è un ermetico, aderisce all'ermetismo proprio. È uno che va da sodo. Sì, tanti auguri mamma. Appunto. Ok. E cosa succede poi dopo con questi auguri? Ma è vero che si possono mandare anche avete un sito dove si possono mandare delle foto? Esatto, sì, noi accanto a questa iniziativa abbiamo ormai da 3 anni avviato un'altra iniziativa però fotografica, quindi abbiamo aperto un sito internet che si chiama appunto tantiaugurimamma.it e le mamme possono inviarci le loro foto con i propri figli. Vengono pubblicati su questo sito e ogni giorno è possibile esprimere la propria preferenza per la mamma preferita, diciamo, e al termine noi premieremo le prime classificate di ogni giornale. Quindi più Ovviamente- parenti si hanno, più voti si hanno. Esatto, è così. Più Ok. figli si hanno, più voti si hanno. No, più computer si hanno, più bisogna. Comunque col www davanti, giusto? Esatto, www.tantiaugurimamma senza niente, senza tutto attaccato.it. Sì. Ok, che se avete carta e penna, magari lo scrivete così se volete mandare la foto di voi mamme con i vostri bambini e poi dopo cliccate così Devo insegnare qualche e sistema. cosa si vince? Chi vince? Allora, tutte le mamme che partecipano, ad oggi siamo circa 950 mamme iscritte, ma abbiamo ancora un mese intero per mandare la propria foto, quindi c'è tempo per tutti. Riceveranno un omaggio molto carino, è un piccolo gioiello per tutte le mamme partecipanti. Però, bello. Devo convincere i miei figli. Il mio è ancora piccolo. Ma c'è posso. l'età massima per cui i bambini possono scrivere No. oppure no? Quindi anche i miei che hanno Assolutamente no. 24-26 anni possono mandarmi gli auguri. Gli metti un ciuccio in bocca, in ginocchia. Tu fermo lì, ciuccio in bocca, adesso fai il bambino e mi mandi gli auguri. Esatto, ma dopo Infatti la devi nostra cliccare. iniziativa si chiama Sono tutte belle le mamme del mondo, proprio perché non ha età, per noi le mamme sono tutte assolutamente da premiare ed è per questo motivo che diciamo non è una vera competizione, quanto più proprio un modo per celebrare il ruolo così importante delle mamme, ecco. Bellissimo, Bellissimo. bellissimo. E invece raccontavi la storia delle scuole. Io ti interrompo tanto, ma perché sono una chiacchierona e mi piace distrarre la gente. Perché io so che le scuole che partecipano anche loro hanno un piccolo regalino, no? Sì,
Assolutamente, diciamo che proprio perché siamo un circuito di settimanali locali vogliamo comunque essere vicino alle necessità del territorio e quindi ad ogni classe che decide di aderire, quindi di scrivere i messaggi d'auguri per le mamme, regaliamo quest'anno una risma di carta e un cilindro di pennarelli in collaborazione con un partner importante che è la Giotto. Questo perché appunto la crisi colpisce anche il settore scolastico, voi siete mamme, lo sapete meglio di me, bene. Le necessità sono sempre tante. Benissimo, ma senti, e se c'è qualche classe, no, se qualcuno è all'ascolto, per esempio, la sua classe non partecipa a questa iniziativa, possono contattare Sì, possono scrivere comunque sul nostro sul sito tantiaugurimamma.it, c'è un form di contatti. E poi li contattate voi? Esatto, sì. E quindi ripetiamolo ancora, se vi siete distratti, www.tantiaugurimamma.it. Quindi maestre all'ascolto, maestre, direttori scolastici, genitori soprattutto. Ma poi fa sempre piacere sia ai genitori a casa sapere. Abbiamo una telefonata, Olga. Sì. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Anna da Verona. Ciao Anna. Non so, forse dico una cosa senz'altro fuori tema, ma voi che parlate tanto, io non ho bambini piccoli, ho una ragazza che ormai ha 38 anni. Sempre cui, mamma sei. Ecco, ma però io vi ascolto naturalmente sempre Radio Padania e adesso io volevo lanciarvi una provocazione. Voi che siete mamme di ragazzi anche di 6, 7, 8, 10 anni che vanno a scuola, cosa ne dite? Avete sentito di quegli opuscoli che danno nelle scuole per sviare, cioè per insegnare ai bambini che i sessi sono tutti sono tutti uguali, cioè tutto quella ho capito, ecco. Sì, lo sappiamo che c'è, sì, ecco, lo so io. Ma siccome io sento anche dire da tanta gente, ma i genitori non si ribellano a queste cose? Ti dirò, guarda, adesso no, è vero, è un po' fuori tema perché sì, è fuori ho capito, ma siccome voi siete però, mamme e avete i figli a scuola, ti dirò, c'è stato chi si è ribellato. Cosa ne pensate? Che cosa fate in merito? Ma guarda, io ti dico una cosa perché ho un'esperienza... un'esperienza... Allora, vi ascolto per radio? Sì, ciao. Io l'ho vissuta, Che hanno porta fatto... pazienza che rispondiamo un secondo e continuiamo. Io l'ho vissuta non tanto, indipendentemente da... mio figlio va a una scuola privata, quindi di impronta abbastanza cattolica, quindi questi intromissi... Esatto, l'opuscolino io non l'ho visto. C'è da dire che in quinta elementare gli hanno fatto l'educazione sessuale. E mio figlio, che non ha fratelli più grandi, non ha cugini più grandi, è un po' solo... è caduto dal pero e è caduto facendosi male, perché non ha capito niente di tutto quello. Secondo me, cioè, l'educazione sessuale è una cosa che addirittura poi lasciamo perdere i casi appunto dell'essere omosessuale, ma già nell'eterosessuale, se i ragazzini non sono pronti a capire un argomento, perché è come se gli vai a parlare di fisica quantistica a un certo punto, che vengono a capire, ma questa è una mia esperienza personale, però a ribellarsi, io cosa facevo? Che io già non ero d'accordo all'educazione sessuale fatta a mio figlio, perché secondo me era piccolino, perché non si capiva che non avrebbe capito. Ma cosa vai dalla maestra, dal preside a dire no, mio figlio non deve sentir parlare di sesso perché non è in grado? Sembri la mamma iperapprensiva, iperprotettiva, anche perché le altre mamme erano tutte contente, che bello, che interessante, mio figlio ha capito tutto, faccio no, il mio non ha capito niente, chissà cosa fa. Comunque dell'opuscolino non ne sapevo e meno male perché gliel'avrei strappato, così non mi faceva altre domande appena saliva sull'ovetto che eravamo io, il suo papà e lui, certe domande sul sesso che ci hanno messo molto in imbarazzo. Aspettava di essere noi tre in un ambiente molto piccolo da cui non si poteva scappare. L'ovetto per andare in montagna. Olga, pensa, i bambini che sono terribili, fanno le domande ai genitori, le domande imbarazzate sull'ovetto per andare a sciare, con sugli sci dell'ovetto chiusi dentro. Mamma, senti come nascono i bambini. Magari non sto a dire che domande faceva, perché io e suo papà eravamo più rossi della tuta da sci e diceva ma guarda che bel tempo che sta venendo fuori.
Questo Puscoletto ha scandalizzato molti genitori in realtà, perché li ha spiazzati, perché è entrato nelle scuole e non era uno Puscoletto sull'educazione sessuale in sé, era praticamente uno Puscoletto che in un modo o nell'altro suggeriva ai bambini che il fatto dell'omosessualità, cioè andava persino oltre, a bambini che non sapevano nemmeno che cos'era il sesso, già li metteva di fronte ad affrontare delle cose di cui non sapevano praticamente nulla. E cioè, praticamente poi mi hanno detto: ma no, ma guarda, è molto rispettoso, non dice tanto, mette semplicemente perché potrebbero esserci, questa ti farà venire dei compagni gay. Potresti avere, erano bambini quinta elementare, certo, bambini quinta elementare è già un orientamento. E no, allora dicevano: potrebbero esserci dei bambini gay e quindi che non devono sentirsi diversi dagli altri. Lei appena fatto, si sono appena sentiti diversi dagli altri, perché ha ammesso anche che ci fossero dei bambini che hanno dei problemi di genere, di disturbi di genere. Dopo uno Puscoletto così sono distrutti, no? Per cui aveva fatto arrabbiare, sì, lo sapevano e aveva fatto arrabbiare parecchio. Poi magari ci dedichiamo una puntata su queste cose. Abbiamo un'altra puntata, spero che parli di mamme, perché così almeno non andiamo più fuori tema. Pronto? Abbassa la radio, buongiorno. Buongiorno, ho sempre desiderato dire abbassa la radio. Sì. Sono Francesco da Varese, buongiorno. Ciao Francesco. Sì, ti ok, sentiamo. niente, io sono d'accordo con l'insegnamento del sesso ai bambini siamo entrati in un loop, siamo entrati e soprattutto per l'esposizione da parte degli adulti, anche delle mamme stesse che viaggiano in casa nude come dai Francesco, guardaci su YouTube, guarda noi mamme come siamo. Sì, ma non accetto che anche in casa si viaggi così, insomma, magari sarà un po' troppo no, è questione di dignità, no. Poi parlando di uova, chiamo non solo per il sesso ma per questo, parlando di uova, attenzione, perché ci risiamo con i pidocchi. La notizia di stamattina in zona Cavarate, l'avevo sul giornale, l'ho letta e ve la comunico, l'ho anche pubblicata su Facebook. Su che giornale l'hai letto? Ecco, come si dice, avviso tutti tramite Radio Padania. Volevamo vedere se era uno dei giornali della Olga. Volevamo vedere se no. Il giornale locale, non farmi fare il nome che non ce lo voglio. Comunque allora è uno di questi, sì. Avrei preferito leggerlo sulla Padania, però non l'ho preso. Vabbè, ma la Padania non fa cronaca locale, fa cronaca politica. Comunque si occupa di altri pidocchi la Padania. Ecco. Eventualmente l'articolo lo trovate sul mio Facebook Francesco da Varese, c'è sull'articolo quant'altro. Va bene, grazie. Dai, ti faccio proseguire, buona giornata. Buona giornata. Grazie anche a te, ciao. Torniamo immediatamente a parlare di auguri delle mamme, sennò qua Hai sentito le telefonate che riceviamo? Ho sentito, sì, noi non mandiamo Puscoletti comunque. No, ma poi tu van bene, scusami, se mandi il Puscoletto di auguri a mamma va benissimo. Esatto, noi mandiamo solo quelli Puscoletti. Nulla di provocatorio, insomma. E dopo si creano anche queste provocazioni, sembrano fatte apposta per scontentare i genitori piuttosto che per far del bene ai bambini, no? Perché farli arrabbiare. E dopo si creano solo delle cose che i bambini neanche si trovano tirati in mezzo la cosa che non li riguarda più neanche. Quando loro davvero in quinta elementare interessa di più fare gli auguri alla mamma per la festa e convincere il papà a comprare un mazzolino di fiori. Quella è la parte più dura. No, ma io lo istruisco il figlio che va dal papà. Non è vero, Guido, perché mi sta ascoltando. Deve venirti proprio dal cuore. Senti, Olga, abbiamo detto tutto? Ci manca qualcosa di importante da dire? Manca solo una cosa che è molto carina, che tra tutte le mamme che parteciperanno e invieranno la loro foto, ci sarà la testimonial dell'iniziativa 2015. Infatti quest'anno, se voi vi collegate al sito tantiaugurimamma.it, vedrete l'immagine di una mamma con le sue 3 bambine, si chiama Roberta, è di Lissone e lei ha vinto l'edizione 2013 ed è diventata la nostra testimonial per il 2014, quindi anche sulle cartoline che abbiamo mandato ai bimbi, sui nostri settimanali, dovunque si parli di Tanti auguri mamma c'è la sua immagine. E non è la più bella, giusto? È la più cliccata. Esatto, okay. Sì. No, perché sennò bisogna tirarsi un casino per fare le cose con invece Photoshop. Basta pagare. Eccola qua, l'ho vista. Eccola qua, è carino. No, ma poi c'è, io ho visto mi sono vista la pagina, è più sotto. Guarda, 3 di bambini,
Tre bimbi. 3 bimbi, Sono 3 bimbe, Ma sì. ci fanno vedere il video che l'hanno l'hanno truccata, l'hanno pettinata, più giù, Esatto. più giù. Adesso c'è anche il video, eccolo qua. Sì, 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 le abbiamo regalato una giornata di relax, diciamo. bellissimo. Aspetta, devo farlo. E devo vincere questo concorso. Devo fare qualcosa. Sì, No, perché Susanna. per avere la giornata di relax ormai quei giorni nostri bisogna andare in Siberia. A me se mi metti senza sotto il ghiaccio cellulare. mi rifreddi un po', forse. No, relax non se ne parla neanche. Comunque ho visto che ci sono già controllare. ci sono 160.000 bambini coinvolti, 1.500 scuole con 7.300 classi, sono una marea. Sì, sono davvero tantissimi. Qua la vedo proprio ardua a vincere, quei click. Bisogna impegnarsi molto. Insomma, cliccare proprio tanto, non mancare un giorno. Va bene, Olga, noi ti ringraziamo tantissimo. Speriamo che aver pubblicizzato la cosa anche qua su Radio Padania faccia iscrivere qualche mamma in più. Magari io. Io Esatto, sicura. aspettiamo le vostre foto. Mettiamo Ok. le nostre foto, le mettiamo qua, no, però ci mancano i bambini. Se vuoi rivederci tu con tutti quelli che ci ascoltano fra una trentina di minuti, ci trovate Sì. su YouTube. Quarantina anche. Anche quarantina. Non riesco a dire quarantina perché li compio fra poco, quindi 40 è un numero che mi crea. Ma ci sono dei numeri che non digerisco quest'anno, non so come mai, Olga, guarda. No, è vero, E comunque sto dicendo, su YouTube basta cliccare Maramao e la data di oggi che è il 5/4/14 oppure... Sì, è questo. Sì, no, mi guardi come dire, ma siamo a novembre, non lo sai, ma io ho smontato notte, ho lavorato tutta la notte, quindi potrebbe essere che do i numeri così. No, era giusto. E così potete riprendere, se non avete avuto carta e penna qua sotto mano, tutte, anche tu Olga, così ti rivedi. Certo. Ti risenti perché non sei qua con noi. Noi ci rivediamo, sono abituata a dire così. Sì. E niente, ti ringrazio tanto. D'accordo, Anche da grazie a parte voi. mia. Grazie Olga, Grazie, ci sentiamo. ciao. Ciao. È bellissima questa Bella, è la vero. foto di Roberto. Dopo la No, vediamo. ma poi è molto bello il video, io l'ho guardato e infatti l'ho contattata per quello, perché è proprio carina la cosa. Infatti, E poi è una iniziativa. cosa, diciamo, senza, anzi, che fa del bene, perché porta i pennarelli e le risme di carta alle scuole che ormai Sì, sono sempre veramente senza, sì. all'osso. Non hanno neanche la carta igienica, sai che bisogna portarsi la carta igienica da Lo casa? so, fan contente le mamme, perché comunque il pensierino, apri il giornale di quel giorno lì, vede la tua foto. tra i politici e i veneti arrestati, vedi Esatto. anche l'augurio alla mamma, Mamma. e quindi è tanto carino, anche le notizie belle ogni tanto. Infatti, poi se c'è stata la firma di tuo figlio ti sciogli, ti diventa... Oh, io mi ricordo adesso, Olga, non offenderti, ma io guardavo, cercavo il mio Luca, tanti auguri mamma, era in mezzo a dei pensieri alla mia mamma che tutti i giorni ha un pensiero buono, cioè dei pensierini che strapalla, dice adesso arriva quello di mio figlio, arriva quello alla mia cara mamma, io voglio tanto bene perché mi pensa sempre e quando io ho un problema mi aiuta, tanti auguri mamma. E io dice, vabbè, però non so con che coraggio me lo pubblicavate ugualmente, Olga, se ci stai ascoltando ancora, perché era veramente probabilmente veniva dal cuore, ma molto in profondità, cioè che i miei li scrivevo io. Ecco, ma probabilmente io sospettavo che anche gli amici di mio figlio, magari qualche zampino, che mio figlio è ermetico anche nel dirmelo, me lo diceva dopo. A volte mi dice, sai mamma che sul giornale di 4 giorni fa è uscito un pensierino che ti ho scritto? E tu allora vai a recuperarlo, sì. Bestiale, terribile. No, io me li scrivevo da soli, perché appunto anche da qua c'era, i miei erano ancora a scuola, e quindi io davo una Te li mano. mandavi via mail. Me li mandavo, facevo finta di nulla. Senti, abbiamo un minuto. Abbiamo un minuto. Dobbiamo parlare di un'ultima iniziativa per le mamme, sempre per le mamme. Sappiate che a Pontida, il 5 maggio, che c'è il raduno di Pontida in cui l'anestesista lavora. Mi dispiace per te. Ma speriamo di... perché io poi ho chiesto di fare nei weekendoni venerdì notte e domenica giorno, in modo di essere qua in radio il sabato. E quindi per forza che domenica sarò un po' fregata, per non dire un'altra parola. Vabbè, comunque a Pontida i bambini, sì, ci saranno sempre come al solito i bimbi, questa volta ne abbiamo bisogno di 200.
li portiamo. Se avete dei bambini Se da volete prestare, portare lì ci sarà una sorpresa per le mamme, ecco, a Pontida. Quindi mamme coi bimbi, proprio per gli auguri della festa e della dove li mamma. portano? Li portano al gazebo della radio per consegnarteli? Li consegnano i bambini, non li consegneranno solo a me, li consegneranno un po' a tutti, perché non sono solo io questa volta. E ci sarà appunto una sorpresona perché vogliono i bambini. E io quando porto i bambini a Pontida, sai, sono particolarmente felice, perché i miei ricordi migliori sono quando portavo i bambini sul palco e gli facevo fare il comizio a loro. Che bello, Era dai, divertentissimo, era carinissimo. bello. Me ne ricordo uno Veramente. che aveva gridato, Mauro si chiamava perché adesso ha passato i 20 anni, è iscritto all'università, si prepara anche lui a fare politica. Davanti a 50.000 persone aveva gridato: giocattoli gratis per tutti! Beh, già era sulla strada giusta. E infatti era troppo bello. E li ho sempre portati e mi scappavano da tutte le parti, cioè io facevo il comizio col microfono da parte, parlavo e dall'altra acchiappavo i bambini per riprenderli. No, è No, ma stato- perfetta, siamo sempre lì. Infatti, troppo bello. Quindi l'ultima cosa, ci diamo appuntamento domani. Tu lo so che lavori, quindi io non sì. puoi, però io sarò a Verona, lo faccio come mamma e lo faccio come padana, tutte e due le cose, ma lo faccio soprattutto come mamma. Ma come, Perché potrebbero come restare anche me, persona perché- civile Esatto. di questo mondo, devo Quindi dire. domani a Verona per tutti quelli che Tutti. possono, no? Chiunque abbia una, porca la miseria, per chiunque abbia un senso morale, abbia la coscienza e abbia 2 minuti di tempo, Quello che è deve successo essere a Verona può domani alle succedere a 6. chiunque di noi. Esatto. Ciao a tutti. Ciao, buona Padania. Ciao. Avete ascoltato Maramao. Vuoi trovare